Rosso Covid, rosso clausura, rosso come lo stop che ha paralizzato l'economia e la scuola. Un rosso sempre pieno, che non tende ancora a sbiadire. Oggi i numeri sono gli stessi del marzo di un anno fa. Fondamentale è evitare i ricoveri per non saturare gli ospedali. In cura domiciliare ci sono 39.000 positivi in Veneto. La metà sono asintomatici e solo il 5% finisce in ospedale. Rispetto a un anno fa, però, abbiamo l'esperienza e le terapie monoclonali molto efficaci nelle fasi iniziali della malattia. I monoclonali stanno prendendo quota. Considerate che il futuro monoclonale è un futuro abbastanza scritto, cioè diventerà una terapia fra virgolette da primo soccorso, no? E quando si sarà risolto anche il problema dell'infusione e quindi potrà essere ancora più domiciliare, anche per, come si può dire, costi-benefici, è una cura assolutamente che funziona. E quindi da un lato i monoclonali, dall'altro il tema dei vaccini, le qualità delle cure, insomma dovremmo venirne fuori. Intanto procede la campagna vaccinale. La sanità veneta, immunizzate le categorie essenziali, spinge per chiudere entro aprile con gli over 80. L'indicazione è quella di vaccinare in ospedale tutti gli over 60 dimessi e nelle aziende che parteciperanno alla campagna di vaccinazione tutti i parenti over 60 dei lavoratori. Oltretutto, dal prossimo mese potremo contare anche sul vaccino monodose della Johnson & Johnson. Ma la vera rivoluzione è il software, operativo a breve per prenotare velocemente online il vaccino. Un software che ci permette la possibilità di prenotare online in maniera molto agevole, veloce. Stanno lavorando anche sabato e domenica gli informatici, che ringrazio, affinché si possa già pensare a quello che è un modello nuovo. Una rete per prenotazione in modo tale da fare in modo che diventi una sorta di quasi accesso diretto, no? Senza aspettare che qualcuno ti chiami. E per noi il fatto che arrivi Johnson & Johnson con una sola dose ci aiuta non poco su questa partita, perché è una partita di uno sforzo organizzativo pauroso. Guardate, io penso che la luce in fondo del tunnel si vede.